è tutto pronto per dare il via a questa partita, a questa gara che verrà arbitrata dal signor Flavio Fantozzi di Civitavecchia. Spartisano e Tragni, il primo di Cesena e il secondo di Matera, sono i due assistenti del direttore di gara, ma vi diamo subito una sbirciata a quelle che sono le formazioni che scenderanno in campo. Guardiamole insieme alla nostra grafica, mentre nelle curve ovviamente inneggiano al Catania sono presenti una cinquantina di tifosi dall'Ocri. Intanto il Catania con Beters e Trelegni, due Ferrari, i due centrali difensivi sono Ferrara e Lorenzini, Castellini e La Pisarda sono i due esterni di questa linea difensiva. Francesco Lodi si prende ancora una volta la fascia da capitano e soprattutto le chiavi della regia insieme a Vitale, ritornato prepotentemente al gol, e a Giuseppe Rizzo, sempre più confermato nella regia anche tecnica dell'allenatore Giovanni Ferraro. Sarno, Forchignone, i due esterni, De Luca invece a dare velocità alla manovra offensiva di questa squadra che affronta con Groaz, Boccia, Somma, Lubistani, Buffa, Bani, Jefferson, Sarau e Giovinco sono le riserve, Sabassandir in questi casi del Catania. Un Locri che è una formazione, così come giustamente ha detto Alberto Cicalini, Angelo Gagliano allo studio, la squadra che si esprime meglio in trasferta con Iannì, Trelegni, Mazzone e Romero dall'altro lato, con Aquino e Mbaye. I tre del centrocampo sono Dodaro, Palermo e Pagano, Ficarra, Furina e Chiricosta, un giovane che è stato inserito proprio all'ultimo nella distinta della formazione calabrese, con il tridente offensivo, ma che è un falso tridente, perché siamo assolutamente convinti che Romero sarà un giocatore che darà maggiore spessore alla fronte di centrocampo offensivo piuttosto che a quello difensivo. Squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo, e la Catania gioca con l'integrale divisa bianca, calzettoni, pantaloncini e maglia bianca per quanto riguarda invece il Locri, e ovviamente la classica casacca amaranto. Ricordiamo che il regolamento del campionato dilettanti, che è incredibile, no, però insomma questo è il regolamento e questo lo accettiamo, Carlo, prevede che la squadra che ospita concede la prima maglia alla formazione che invece viene ospitata, a salvo che poi le due formazioni decidano diversamente. Quindi il Locri ha preteso di mantenere la maglia amaranto, con il Catania che a questo punto ha dovuto indossare la maglia bianca, i pantaloncini bianchi, i calzettoni bianchi. Tutto è pronto. Filippo Galdieri, lo vedete, storico fotografo del Catania, e primo piano per Klaus Beters, con quelle che sono anche le indicazioni che ci possono giungere anche da Marco Carli, che sta vivendo questa partita da bordo campo. Marco. Angelo, è passato proprio qui vicino a noi poco fa Ferraro, l'allenatore del Catania, che è andato a salutare l'allenatore dell'Ocri. Sempre concentrazione, lo vedo nello sguardo di tutta la panchina, e solito colpo d'occhio splendido che hai evidenziato anche tu all'inizio di questa telecronaca su tutto lo stadio Massimino. Ricordiamo che il Catania avrebbe voluto giocare alle 20:30 questa partita, sì, ma pur giocando alle 18:30 questo è lo spettacolo del pubblico all'ingresso dei rossazzurri oggi in maglia bianca. Non smetteremo mai di sottolineare come Carlo, adesso non ti parlo di tecnico, prima abbiamo parlato anche con Busetta e ci ha raccontato non solo i tuoi trascorsi da giocatore, ma l'emozione che si vive a giocare una partita qui allo stadio Massimino, no? E poi pensa, no, siamo in un campionato di dilettanti e c'è tutta questa gente, soprattutto c'è questo entusiasmo contagioso che ha praticamente travolto l'intera città. Tutto è pronto per il calcio d'inizio. Carlo. Ma sai, è il momento, Angelo. Catania è una città che vive molto distinto, molto di passione, ha accolto molto favorevolmente questa nuova dirigenza, e ciò ha fatto sì che hanno fatto una caterva di abbonamenti, e ci sono delle presenze veramente incredibili per un campionato di Serie D. 15.000 persone in un campionato di Serie D non si vedono neanche in Serie A, quindi merito di questo nuovo ritrovato
entusiasmo e di questo nuovo ritrovato connubio tra la città e la società. C'è Fantozzi nel frattempo che è l'arbitro, speriamo che insomma, non facciamo facili battute, ma già comincia a andare alla panchina del Catania. Non so cosa ha detto a qualcuno dei componenti della panchina, ovviamente per lui è un'emozione secondo me importante per arbitrare una partita di fronte ad un pubblico delle grandi occasioni. Partita iniziata, subito il calcio d'inizio affidato alla Locri con Baie che aveva rimesso il pallone nuovamente al centro, subito un tentativo di mettere il pallone in profondità da parte della formazione calabrese, con una rimessa con le mani, il tentativo di inserimento là davanti dove si faceva vedere Ficarra, ancora i 192 centimetri del giocatore senegalese che svetta più in alto di tutti. All'indietro però il Catania ragiona con Lodi, l'apertura sul versante sinistro del campo dove prova a recuperare Castellini da una parte all'altra del rettangolo di gioco, poi Sarno si lotta tra due avversari, raddoppio di marcatura, hanno la meglio i giocatori del Locri. C'è un fallo subito fischiato perché Rizzo si era lasciato sfuggire per un attimo l'uomo, c'è Dodaro, adesso c'è qualche piccola scintilla. Dodaro poi cede il posto per la battuta del calcio di punizione, non succede nulla, dice la Pisarda, e vedete come insomma questo fallo assolutamente veniale. Giusta comunque la chiamata del direttore di gara, non si comprende come mai fin da ora inizino le scintille, però Carlo questo è il campionato, no? Intanto ti confermo che il Locri si è schierato con un modulo a specchio 4-3, Romero sta prendendo la fascia sinistra e fa il terzino sinistro nella difesa a 4, quindi 4-3 per entrambi i moduli, e sono partite con molta aggressività entrambe le squadre. C'è il calcio di punizione, lo batte proprio il numero 10 argentino, mette il pallone al centro scodellato, poi con tranquillità amministra il Catania con Lorenzini, lo scambio con poi Ferrara, prova l'apertura sul versante di destra, si fa vedere Sarno, salta due uomini, c'è un calcio di punizione che però l'arbitro non vede, incredibile questa mancata chiamata, però recuperano bene immediatamente la posizione con Vitale, molto attento nella circostanza a recuperare lo spazio nonostante tutti ci aspettassimo il fischio del direttore di gara. Chissà se potremo andare a rivedere questa azione non appena sfumerà questo tentativo di manovra offensiva da parte del Locri. Lo stiamo rivedendo proprio in questo istante, guardate Sarno, questo ragazzi, se non è fallo questo ditemi voi cos'è, però Fantozzi non lo vede e quindi sfuma anche la possibilità però nel frattempo del Locri di andare a cercare la profondità sul versante offensivo di destra. Lo chiude bene Castellini, che adesso rimette il pallone in gioco nuovamente con le mani direttamente per Beters, lo accarezza con i piedi, poi lo spinge dalle parti di Rapisarda, pallone che viene calciato dritto per dritto, il tentativo di inserimento dalla corsia esterna di Forchignone, non recupera però il pallone perché è più lesto di lui Marco Cardi, quando vuoi vai. Eccomi qua, no? Solo per dirti la curiosità di prima, no? Che avevi visto l'arbitro Fantozzi andare a chiedere qualcosa a Ferraro, esatto. Gli ha chiesto semplicemente di cambiarsi la maglietta, ipotizzo perché lui aveva una maglia rossa prima, quella che indossa abitualmente, no? E forse si confonde o si poteva confondere con quella granata del Locri, ma insomma Ferraro adesso invece veste una maglia completamente blu. Per cui è stato questo il motivo per cui eccolo qui la nostra regia qua, prontissima nella farvi vedere il cambio di maglia da parte di Ferraro. Ce l'avamo accorti ma non immaginavamo che questa fosse stata comunque la intuizione da parte del direttore di gara. La partita è iniziata da 3 minuti e 51 secondi, amici telespettatori che ci seguite dalla Sicilia, dall'Italia e dal mondo, risultato ancora fermo sullo 0-0, ma mi sembra Carlo che sia una partita decisamente più veloce rispetto ai tempi e ai ritmi che abbiamo invece visto 4 giorni addietro. Mentre attenzione, c'è subito un'incursione da parte del Catania, il tentativo di mettere il pallone al centro da parte di Vitale, che poi si vede tolto il pallone, anzi era nella circostanza stato Forchignone. Un'altra azione che vede
il tiro al volo, gli applausi per Rizzo, Angelo, la palla che gli sfuma. Angelo, si vede che il Catania già in queste ultime settimane ha oleato molto i meccanismi e si vedono già delle giocate da 4-3 con giocate dal basso, con palla sul centrale difensivo, il terzino che attacca la profondità e la mezzala che si apre a raccogliere. È stato fatto 2 volte sia a sinistra con Vitale che a destra con Rizzo. Con Rizzo abbiamo trovato la giocata Ancora con Sarno e abbiamo quasi creato una ottima occasione. Ancora un fallo su Sarno, l'arbitro però lascia correre, così come il suo primo assistente che è il signor Spartisano di Cesena. Sarno però si rialza e allarga per un attimo le braccia, ma nel frattempo l'azione prosegue sul versante di sinistra, dove Forchignone lo scambio in posizione più decentrata, ma comprendono tutti sull'altro fronte con Mazzone che prova ad involarsi sulla corsia di sinistra, palla persa, si parte dal centro e si parte subito con la sciabolata imprecisa per Sarno. Poteva essere una buona intuizione, una buona idea scavalcare il centrocampo con questi tagli. Si parte invece con il Locri che gioca un pallone con Pagano, l'ultimo tocco è del giocatore con la maglia numero 20, c'è ancora qualche piccola scintilla e ruggine, ma nulla di particolarmente serio, e con Rizzo, poi sono giocatori che si chiariscono. Partiamo dal basso e così come possiamo vedere a campo largo il Catania sta scacciando nella propria metà campo avversaria il Locri, che adesso si difende con 11 unità all'interno della metà campo. Ferraro raccoglie il pallone, lo calcia, ma il pallone ha perso fuori. Ferraro ritorna a palleggiare, poi ripresa da Rapisarda. Ferrara, Rapisarda si è proprio spostato sulla versante offensivo, adesso ci difendiamo a 3 proprio perché il possesso palla è tutto rossazzurro. Romero ampiona il pallone, lo fa anche con grande facilità di palleggio, tutto sudamericano. Romero se la cava bene, poi spazza nel vuoto, ma lì è tutto presidio delle maglie bianche con le strisce rossazzurre sulle maniche. E si nota che è un giocatore sicuramente dai piedi buoni, un ottimo sinistro, e quindi nella fase di possesso dà una grande mano alla sua squadra. Bisogna vedere se in fase difensiva può soffrire un mancino, può soffrire un altro mancino, e sicuramente lo soffrirà Sarno. Probabilmente sì, ma intanto nelle 2 occasioni e anche nella fase difensiva è apparso giocatore particolarmente attento. Bisognerà capirne anche la durata in una partita dove se dovesse essere schierato in una condizione di ricerca sulla profondità costante, con ogni probabilità potrebbe poi cedere quello che dà in fase di propulsione, quando invece è chiamato a difendere. Guardate il fallo su Sarno, attentissima la regia con Dodaro, autore del fallo. I centrali difensivi del Catania, si riparte da Lorenzini, a destra per Castellini, pallone poi messo al centro, quasi lungo il corridoio. Vitale lo rincorre ma senza costrutto, si riparte però. Rizzo è proprio l'anima del Sì. Catania, è in tutte le zone del campo, va a mettersi sempre bene dal punto di vista Sarno tattico. di sinistro lo mette al centro dell'area di rigore, non ne approfitta il Catania perché con De Luca gli rimbalza proprio il pallone davanti. Stiamo inquadrando l'autore del lancio e poi De Luca, che ovviamente manda l'ok, il 5 al compagno di squadra. Poteva essere una grande opportunità. Che piedi che però ha Sarno, e questo può essere un motivo della gara, con Sarno che invece di puntare esternamente un giocatore mancino può tagliare dentro il campo e mettere in difficoltà Romero, e quindi arriveranno parecchi palloni tagliati. Deve approfittarne De Luca, tagliare bene sul primo palo e cercare di andare a concludere. Palloni tagliati e stavolta non alti, non spioventi alti, che arrivano all'altezza dell'area di rigore avversaria. Stavolta si gioca in velocità. Guardate Sarno, il pallone per De Luca leggermente toccato da Mbaye, che è uno di quelli che è sempre presente all'interno dell'area di rigore, della propria area di rigore.
si ruota e si cerca anche il movimento con il Catania, che adesso gioca davvero con un esterno in più, perché Rapisarda gioca tutta la partita all'interno della propria nella metacampo avversaria. Sarno stavolta gli sradicano il pallone dai piedi, lo fa senza commettere fallo Romero, e ancora Rapisarda, lo scambio con Sarno nello stretto, l'1-2, il duello Sarno-Rapisarda, ultimo tocco è del numero 5 della formazione etnea, e quindi si riprende a giocare con gli anni. Angelo, questa può diventare la catena di destra titolare tipo per tutto il campionato, perché con l'estero di Sarno che entra dentro il campo e la profondità che dà Rapisarda, che attacca sempre la profondità, a una grande gamba, e l'equilibrio che dà Rizzo, è una catena veramente molto molto importante per la categoria. E adesso non ci schiodiamo dalla metacampo avversaria, nonostante Mbaye volesse la rimessa con le mani. Primo assistente, il signor Spartisano, dice che invece è del Catania, riprende quindi la posizione nuovamente Rapisarda, ma stavolta non si intendono. Rapisarda costretto alla fallo, l'arbitro comanda il calcio di punizione, dice ovviamente a Sarno, a Rapisarda, di fare attenzione, non era un fallo particolarmente grave, poteva essere individuato come strettamente tattico. Lodi perde un pallone in mezzo al campo, però seconda battuta arriva Castellini. Castellini sta crescendo di partita sì, in partita con grande sicurezza, nonostante sia un destro, ma è un ambidestro perché calcia con entrambi i piedi, fa molto bene la fase difensiva, è sempre molto attento e preciso nelle ripartenze, non sbaglia quasi mai gli appoggi. Il cuore del centrocampo, così come lo hai definito tu, con Rizzo, poi la sfera, Lodi applaude, si perde nell'area oltre il rettangolo di gioco, rimessa con le mani a favore dell'Ocri, subito battuta questa rimessa con le mani, ma l'Ocri schiacciato nella propria metà campo. Attenzione alla ripartenza però, perché questi possono arrivare sempre dalle parti di Romero, con il tentativo in profondità, il recupero di Sarno e l'arbitro che comanda il calcio di punizione. Sarno dice di non avere commesso nessun fallo, Fantozzi invece è di diverso avviso. Sarno il controllo, e non mi pare francamente che ci sia stato nulla di particolarmente irregolare. I piedi non si sono forse neanche incrociati, possiamo anche, ma soprattutto perché se lui attua un metro di giudizio, poco fa non ha fischiato il fallo su Sarno, non doveva fischiare neanche questo, insomma. Sul pallone c'è Palermo, c'è anche Ficarra, riguardiamolo, eccolo qui, contatto spalla con spalla, poi i piedi non si incrociano. È un contatto di gioco, così come poco fa non ha fischiato, non ci stava neanche questo, se è un metro deve utilizzare lo stesso. C'è Palermo, batterà con ogni probabilità lui col destro, 9 metri fuori dall'area di rigore. Pignolo, il signor Flavio Fantozzi, che vuole che invece la barriera 2 del Catania si sposti di 20 centimetri al di là della linea che delimita l'area di rigore, battuta invece con il sinistro da parte di Dodaro. Se la cava il Catania alzando un pallone fuori dall'area di rigore, e qui incredibile, Fantozzi, c'è il fallo su, esatto, c'è il fallo su Forchignone, ma evidentemente il direttore di gara quelli così non li vede. Riparte invece dalla posizione di Chiricosta all'indietro per Mbaye. Mbaye è un giocatore esperto di categoria, sì. L'anno scorso al Troina è stato alla Vibonese, giocatore possente, molto forte fisicamente. Strano che un giocatore del genere graviti ancora tra i dilettanti, perché evidentemente probabilmente il treno per lui è passato, sì. È un credo 90, sì, 97, e quindi ancora sì, è un 97, sì. Ancora potrebbe avere qualche chance. È il numero 90, è il 97. Esatto, però dico potrebbe avere ancora qualche possibilità. Giocatore di stazza imponente, 192 centimetri, e mi pare che dalle giocate che ha fatto anche l'anno scorso nel Troina
era un giocatore che comunque ha sviluppato sempre una buona dose di gioco. Con Lodi adesso sul versante di sinistra si fa vedere Forchignone in mezzo all'area di rigore con la possibilità di mettere in movimento De Luca, lo spiovente però è impreciso. De Luca si sposta più davanti e quindi con calma possono spedire lontani i giocatori della Locri. Finora ha avulso il gioco De Luca, lo devono cercare di più, deve farsi vedere un po' più tra le linee e cercare di dare qualche soluzione, perché la squadra sta giocando molto sugli esterni ma non sta trovando sbocchi nella fase proprio della profondità. Eh sì, De Luca gravita sempre all'interno del rigore con una posizione che a volte si accentra come quella anche di Sarno, proprio perché sugli esterni abbiamo da una parte Castellini che spinge parecchio e spinge ovviamente dall'inizio di questa partita anche la Pisarda, forse perché su questo fronte offensivo di sinistra c'è poca roba, nella misura in cui c'è questo ragazzo, questo Chiri Costa, che è un juniores nazionali Serie C, un under 19, ma è stato messo lì, piazzato in emergenza, giocatore classe 2005. Questo consente probabilmente a Rapisarda darsi a cercare maggiormente, con maggiore serenità, la giocata sulla tre quarti offensiva. Rapisarda per l'inserimento sulla sinistra di Castellini, solita giocata stavolta a c'è un cambio di gioco, sì. Esatto, con Sarno che ha uno stop di quelli che in questa categoria ce li dimentichiamo, e questo, insomma, questo sì che è fallo stavolta di fronte all'evidenza. Poteva continuare a fare giocare sicuramente, se è intervenuto poteva anche ammonire, doveva ammonire, perché fallo, se intervieni, fallo rude da dietro, se intervieni devi ammonire, non ci sono dubbi. Tutta la vita, assolutamente sì. Succede invece che l'arbitro interrompe la trama di gioco e qui la stiamo rivedendo, il fallo di Dodaro con contatto duro, rude, violento. Si rialzano però gli antagonisti di questa giocata che stiamo ancora rivedendo. Guardate come arriva Pagano, si disinteressa del pallone e va proprio a calciare sul portatore di palla. Siamo distanti 18 metri rispetto al limite dell'area di rigore e c'è Lodi che sicuramente non proverà il calcio di prima, la battuta di prima intenzione, o perché no, forse la posizione qualche metro indietro. Chiama invece proprio Lodi lo schema, c'è il movimento all'interno dell'area di rigore, la battuta corta. Questo è uno schema che il Catania fa spesso anche sugli sviluppi dei calci d'angolo. Sulla sinistra invece con Castellini, il controllo, l'1-2 all'interno della rigore, pallone che stavolta è stato messo bene. Poi attenzione perché c'è uno spunto interessante di Forchignone su questo cambio di gioco, si è arrivato a un cross, travolto da Mbaye, terra, sì. Si infortuna Vitale. Ci aspettiamo sicuramente qualche presa di posizione migliore da parte di De Luca, che deve entrare più nel vivo e deve essere un po' un cobra lì nell'area di rigore avversaria. Se lo ha scelto Ferraro sicuramente lo ha scelto per queste caratteristiche, nei primi 20 minuti ancora non è riuscito a incidere su queste palle che arrivano, diciamo, veloci. Che però pensato più a difendersi, ci aspettavamo forse qualche diciamo impennata d'orgoglio in più. Evidentemente il curriculum del Catania impaurisce qualunque avversario. Marco Cardi da bordo campo, che ci dici? Solo per dirti, Angelo, che la panchina del Catania è molto serena in questo periodo, si è, diciamo, agitata solo in 3 occasioni per i 3 fischi dell'arbitro già dalla punizione dal limite per il Locri, poi il fallo successivo sul giocatore del Catania che non è stato fischiato, e l'ultimo che invece è stato fischiato senza che sia arrivata anche magari una ammonizione o qualche altra decisione da parte dell'arbitro. Su De Luca ricorderete che la settimana scorsa, proprio una settimana fa, è stato provato nell'allenamento a porte aperte per la stampa a Ragalna, proprio nella posizione di prima punta. Ha fatto anche molto bene, fra parentesi vicino a Sarno,
poi le scelte sono state diverse nelle due partite che sono seguite. Oggi è ritornato, è stata la prima volta, è stato provato lì davanti. Con calma Lodi, poi arriva Lorenzini, cambio gioco per Ferrara, ancora una volta Lorenzini, marchiamo la linea mediana del campo, ma abbiamo giocato questi primi 19 minuti e mezzo, quasi al 20°, siamo giunti, il risultato è di 0-0 nella metà campo avversaria. Francesco Lodi tocca due volte il pallone, poi preferisce il passaggio in orizzontale, tutti indietro, giocatori del Lodi, è difficile trovare varchi con due tocchi di palla, forse dovremmo iniziare. Però con magari... pazienza il Catania sì. Sta arrivando a un ottimo possesso, la palla gira veloce. Eh sì, con e si conquista un buon calcio d'angolo. Il calcio d'angolo, c'è qualche scintilla, attenzione tra Rapisarda e Mbaye poi allarga le braccia come per dire non ho fatto nulla, ma attenzione perché qui giallo per Mbaye, è normale, devi starti zitto, gli dicono, e qua ci sta tutto. Guardalini che non aveva visto niente, poi è intervenuto il direttore di gara, parla pure Vitale con Mbaye che ha detto prima mi sei precipitato addosso, e guarda come Rapisarda adesso parla con il giocatore senegalese, cartellino giallo tutta la vita, doveva probabilmente prendere prima Fantozzi qualcuna di queste decisioni per evitare che poi la partita diventasse nervosa. Dalla bandierina di calcio d'angolo, dalla versante offensivo di destra rispetto alla manovra del Catania, Francesco Lodi, vediamo, ci sono 5 maglie bianche all'interno della metà campo dell'area di rigore dell'Ocri, tutte quante invece, ad eccezione di Peters, nella metà campo ospite. Lodi prende in pieno la barriera, poi ritorna con le mani, lo scambio con Sarno, il movimento di Sarno, l'1-2, ancora una volta pallone che rimane però vivo all'interno dell'area di rigore, anzi no, perché poi il guardaline segnala che il campo è finito e si riprenderà pertanto a giocare con una rimessa da fondo campo da parte dell'Ocri. Riguardiamo anche questa azione, ancora una volta Rapisarda, guardate Mbaye arriva con diciamo uno spunto prima sul pallone, poi Rapisarda gli dice qualcosa, Mbaye lo punta con il corpo, certo il gigante e il bambino sembrano, perché qua ci stanno 25 centimetri almeno di differenza, ma Rapisarda è uno che non se le manda a dire assolutamente, diciamo pellaccia dura del numero 5 della formazione rossazzurra. 22 minuti trascorsi questa partita, sicuramente una partita che ha dato maggiori spunti per il Catania. Adesso attenzione perché il Locri varca la metà campo sul versante offensivo di sinistra, si riprende, poi perdiamo un pallone velenoso all'interno dell'area di rigore, interviene però Peters, ottima la scelta di tempo, lo gioca subito ancora una volta per il numero 5 del Catania, salta un uomo, ne salta due, poi Rizzo, che partita, che giocata sul versante offensivo di sinistra con Forghignone che adesso può accentrarsi, limite, calcio di punizione, anche qui potrebbe starci sicuramente qualcosa di più del calcio di punizione, ma l'arbitro che ha appena estratto un cartellino giallo non se la sente di tirare fuori il secondo, ma che giocata. Sì, dobbiamo dire che Dodaro e Ficara dell'Ocri sono due giocatori interessanti, due mancini. Ficara ha un po' le caratteristiche di Sarno e Dodaro è proprio il metronomo di questa squadra. Da sottolineare ancora Rizzo, che è diventato un giocatore veramente essenziale, fondamentale per questa squadra, l'anima, può fare benissimo e fa benissimo le due fasi, in questi campi di gioco è veramente illuminante. Ci si aspetta qualcosa in più da Lodi, soprattutto esatto, nelle giocate su palla da fermo, ecco. E questa è una di quelle giocate che potrebbe dare un senso a questi primi 23 minuti di partita. Ci troviamo 6,5 metri distanti dalla linea che demarca l'area di rigore. Francesco Lodi che è pronto a battere con il sinistro, con un pallone che però non accarezza la traversa, si perde un metro abbondante alto sulla porta difesa da Ienni. Beh, ci abbiamo provato, quantomeno scaldiamo le polveri, cerchiamo di dare il meglio nelle prossime occasioni. Rifiata l'Ocri
che ha finora evitato guai seri a Ianni. È da sottolineare che il Locri non ha paura a cominciare l'azione da dietro, dal portiere, quindi costruzione dal basso. Il Catania ha deciso e ha scelto di non andare in pressione alta proprio nella prima fase, si tira un attimo indietro e Questa è inizia una a delle pressare caratteristiche, questa è su tre una delle quarti. caratteristiche della Catania, cioè evita quasi sempre di andare in pressione alta e potrebbe essere invece uno di quei sistemi. È successo nel secondo tempo della partita di domenica scorsa contro il Castrovillari, dove il primo tempo aveva fatto un po' di fatica e nel secondo tempo invece ha iniziato una pressione altissima che poi ha raccolto i frutti, ecco. Beh, finora però poco Locri, con il tuo collega Gianluca Russo che ci dà anche delle indicazioni in termini statistici, con un play basso che è molto statico e con però i due terzini che spingono molto e riescono poi, quando sono in fase di costruzione, formare una linea offensiva particolarmente efficace e pericolosa. È chiaro che è una squadra che è abituata comunque, e lo dicono i numeri di questa formazione, a giocare in trasferta, riesce ad esprimere probabilmente il miglior calcio quando si trova a confrontarsi su spazi ampi con facoltà di ripartenze. Baie deve battere il calcio di punizione, dopo una serie di piccole simulazioni preferisce invece tornare da Ianni con Aquino, ancora una volta il portiere. Buoni piedi il portiere. Sì, assolutamente sì. Si appoggiano molto su di lui senza paura. La Pisarda, che giocata la sua con De Luca, ancora una volta la possibilità per Sarao di farsi vedere. Poi... Questa è una palla che deve andare in ampiezza, Angelo, perché e questa è una palla che però Lodi deve evitare di farsi. Due è stato Sarno che ha tagliato dentro il campo e due hanno attaccato la profondità, c'era l'ampiezza e lui ha tergiversato, quindi. Primo piano per Apisarda, che sta giocando per una partita quasi perfetta, anzi perfetta. Ci aspettiamo probabilmente qualche cosa di più anche nelle inventive lì in mezzo al campo e anche nelle verticalizzazioni basse, perché probabilmente il movimento di De Luca potrebbe favorire questo tipo di incursioni ed inserimenti. Si lotta in mezzo al campo. Ecco, questa con è una giocata che De può... Luca, Fortignone bravo, ma commette fallo. L'arbitro se ne avvede, comanda il calcio di punizione a favore del Locri. 27 minuti trascorsi dall'inizio di questa partita, il risultato è di 0-0, si gioca in un clima ovviamente tutt'altro che autunnale, temperatura particolarmente elevata allo stadio Massimino, ma a farlo alzare sono ovviamente i 13.000, almeno 14.000 spettatori. Quando avremo il dato ufficiale le presenze, ma ovviamente è una partita che nulla a che vedere con il campionato di dilettanti, anche per il tessuto tecnico dei giocatori che sono in campo. La Pisarda, Catania esce sempre bene con queste giocate. Con Sarao, però che bella giocata, bellissima giocata, sì, centrale Sarao, ma anche buona l'intuizione in fase difensiva di Romero, che praticamente ruba il tempo con la punta del piede, riesce a mettere il pallone oltre la linea del fondo ed evita quindi che Sarno possa saltare l'uomo e trovarsi a tu per tu col portiere battuto. Il calcio d'angolo, l'uscita da parte di Ianni con i pugni sull'altra metà campo, rincorre Mazzone, poi l'1-2 e subito a spiovere il pallone in avanti in profondità con grande attenzione. Lì in mezzo ancora un punto esclamativo autentico, è quello di Giuseppe Rizzo, che continua ad essere davvero un giocatore utilissimo nell'economia di questa squadra e di questo gruppo. È il vero tuttocampista del Catania. Sì, giocatore che riesce a comunque mantenere sempre alto il livello della concentrazione, è uno di quelli che francamente è difficile superare. In mezzo sbaglia però l'apertura della Catania, il fraseggio che però adesso si sviluppa
sulla versante di destra del campo. Sarno viene sempre cercato, poi Rizzo, sciabolata sull'altro fronte dove si fa vedere Forchignone, l'1-2 con il destro, palla messa al centro, stavolta Rapisarda di testa, palla che però arriva facile tra le braccia. Forchignone da quella posizione deve cercare di saltare nell'1 contro 1 Esatto. al difensore avversario, di puntarlo, non rientrare sempre all'interno e mettere queste palle che sono un tantino più leggibili da parte dei difensori avversari, ma cercare di puntare esternamente il terzino destro dell'Ocri. Ha forza, ha gamba, ha tecnica per andarlo a puntare. Castellini all'indietro per Peters. Ricominciamo con Ferrara, avanza palla al piede Ferrara, poi attenzione, nessun problema, dice ai compagni di squadra, libera Rizzo, invece nessuno va a pressare il portatore di palla all'interno della metà campo della Catania, sono invece tutti pronti, tutti e 11 le maglie Amaranto all'interno della propria metà campo. Stavolta ancora non ti hanno ascoltato, Carlo, perché anche Castellini non cerca la profondità, si ferma sulla tre quarti e lo mette al centro. Facile anche in questo caso la lettura di una difesa a 4 con i due esterni che ritornano bassi. Sì, è molto raccolto nella propria metà campo, non lascia molti spazi, quindi il Catania deve cercare di sfruttare i momenti soprattutto dei cambi di gioco con Rizzo, e lì nell'1 contro 1 bisogna tentare qualcosa in più che la giocata semplice. Ultimo tocco del Catania e quindi l'Ocri riparte rifiatando. Diciamo però chiaramente che il Catania finora non ha impensierito Ianni, chiamato soltanto un intervento così banale sul taglio da sinistra e il colpo di testa da parte di Rapisarda, poi tutto il resto sfruttato comunque senza accenni di cattiveria agonistica da parte della formazione rossazzurra. Siamo abituati un po' a questi primi tempi, anche se quello di oggi lo sta giocando con un altro ritmo del Catania. Rapisarda mette il pallone sull'altro fronte, lo raccoglie poi compagno di ruolo Castellini, mette al centro Forchignone, poi il pallone ribattuto e si disperano. Era vitale Angelo, Era vitale, sì, che è riuscito a mettere una palla interessantissima, quindi ha cercato una giocata più difficile. Per pochissimo non è arrivato De Luca a riuscire a impattare sta palla. Si rialza Baie, nessun problema per il numero 90 della formazione Amaranto. Nel frattempo nessuno va a raccogliere il pallone, quindi ci pensa ancora una volta il Catania a distribuirlo a Ianni. Non va bene perché l'arbitro non so cosa voglia, forse c'è un cambio di pallone. Signor Fantozzi, abbiamo ripreso l'operazione di gioco e finalmente torniamo nuovamente a giocare. Loro davanti sono poca cosa, la prima punta che ha scelto di far giocare non riesce mai a tenere palla e quindi il Catania ha il pieno possesso del gioco, ma sta trovando un muro ben schierato e molto attento che non sta dando spazi. Beh, diciamo pure che quanto a tiri in porta il Locri prima dell'inizio di questa partita, ma anche ora, perché insomma dato è confermato, perché non ha tirato in porta, ha tirato in porta 56 volte ed è nello score di tutte le formazioni che giocano in tutti i campionati di questa Serie D, è la 150esima per tiri in porta. Evidentemente è un difetto di fabbrica di questa squadra e di questa formazione. De Luca al centro, viene scavalcato, però si riparte con calma. Buono finora anche il palleggio di Pagano. Ultimo tocco per il numero 20, Rapisarda per Sarao, cambio di passo, lo
scambio ancora con Rapisarda, con la piattone di destra, escono bene però in due e molto attenti. Prova invece una giocata con pallonetto Castellini, ma un po' pretenziosa. sì, lo aveva visto per un attimo fuori dai pali, ha pensato che Ianni si spostasse ancora qualche metro avanti, però ci ha provato, ma si gioca di fioretto. Guardiamola, questo è proprio il momento in cui Castellini, ma Ianni è troppo ben piazzato, non si lascia praticamente ingannare e non ha neppure difficoltà anche in questo caso a leggere la volontà dell'avversario. Lorenzini, Castellini, si è visto poco Lodi anche in questa partita. Adesso c'è un altro si cambio vede di gioco importante. il taglio di Rapisarda per Rizzo. Sarao con Lodi che sciabola male e si scusa con i compagni di squadra, e Ferraro dalla panchina forse non gradisce moltissimo. Per un attimo ha avuto Catania una deve avere un smorfia. po' più pazienza, cercare di muovere più velocemente a terra la palla e non andando sempre con questi cambi di gioco che alla fine possono essere inutili se la squadra avversaria prende le contromisure. Marco, con la mimica di Ferraro hai cominciato a prendere così ampiezza. Attenzione però nel frattempo, perché c'è Ficar sulla fronte offensivo di destra, ci prova, il Catania è sguarnito, i due mediani sono bravissimo fuori posizione. Rapisarda, sta giocando una ottima partita diagonale maiuscola. Romero in avanti, 1-2, Romero può caricare il destro, poi non c'è fallo, anzi sì, dice il direttore di gara, e si spiega De Luca, dice che non ha commesso fallo. Romero rimane sicuramente il giocatore di maggiore spessore tecnico e fallo ci sta, fallo tutto. fallo c'è, è inutile con un appoggio iniziale, poi è andato al contatto, non ha, diciamo, avuto un grande impatto. Lo possiamo rivedere nel frattempo che ovviamente tutto si prepara per la battuta di questo calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Potrebbe batterlo Pagano, che è uno dei giocatori maggiormente accreditati ai calci di punizione. Si va a vedere anche per quella posizione Todaro, si defila. Questo è il primo piano per De Luca. Inutili le sue recriminazioni all'indirizzo del direttore di gara, sempre attentissimo quando si tratta di fischiare falli contro il Catania, forse un po' meno quando è avvenuto dall'altro fronte, ma intanto attenzione anche al sinistro sì, di Todaro. Todaro può battere di sinistro così e il pallone però si perde alto sulla traversa, non ci sono deviazioni, rifiata il Catania, però era Ficarra, sì, 37 minuti e 40 secondi con Ficarra che è andato a battere con il sinistro. Il pallone è calciato bene come velocità, non altrettanto anche come taglio, ma corpo leggermente spostato all'indietro, la palla si è alzata comunque abbondantemente sui legni di Klaus Betters. Stavolta Rizzo lo troviamo nell'inedita versione di giocatore quasi da mezzala, deve fare pure questo. Deve fare pure questo. Versante di sinistra per Lorenzini. Ecco qua Poi, devono coinvolgere un esatto, po' qui più De Luca. E adesso c'è Lodi, lo scambio stavolta che funziona, la traversone, lo schiovente all'interno. Vedi Angelo, il Catania ha avuto pazienza nel giro palla ed è arrivato a conquistare un calcio d'angolo, quindi senza premura questo possesso veloce nella metà campo avversaria va a fruttare qualcosa. C'è Castellini, ovviamente il primo piano per lui, e Lodi che li va a battere tutti dalla bandierina del calcio d'angolo. Questa volta siamo a ridosso dell'anello, da parte finale dell'anello
della curva sud di fronte alla tribuna B. Lo sbaglia Lodi, incredibile, perché avevano provato uno schema. sì, provano lo schema ed è uno schema che prova anche il Locri, ne parleremo successivamente, ma intanto attenzione perché ancora pericolo, perché da quelle parti si involano in tanti e c'è Ficar, c'è Furina, che sono giocatori che comunque possono andarsi a ricreare lo spazio. Da sottolineare il rientro di Forchignone con una forza, con una cattiveria, ha fatto un intervento importantissimo in una ripartenza pericolosissima dell'Ocri, perché erano 2 contro 2. E tutto nasce da un calcio d'angolo, uno schema chiamato ma non riuscito, forse anche calciato in maniera particolarmente debole dalla bandierina. Ripartiamo con un possesso palla sicuramente ampissimo per il Catania, mentre non rischia granché Lorenzini, poi Ferrara all'indietro, Peters, la partita più complicata del previsto. Marco Carli. Allora ti dico che insomma il più antipatico alla panchina del Catania è sicuramente l'arbitro in questo inizio di gara, anche sul fallo precedente che ha dato la punizione dal limite per il Locri. Tante lamentele anche di Biagianti in panchina, che insomma non è uno che si scalda sempre facilmente, ma insomma questa volta l'abbiamo visto così. E poi immagino che tu mi stessi chiedendo prima di Ferraro. Sì. Ferraro sicuramente anche lui molte lamentele nei confronti dell'assistente per l'arbitro. La mimica non mi sembra molto soddisfatto, non è molto soddisfatto secondo me del Catania che ha visto in questo primo tempo. Ti dico che è stato chiesto anche a Rizzo, che voi giustamente indicate come uno dei migliori per il Catania in questa fase. Vedo che anche Michele Zeoli lo invita spesso anche ad inserirsi, a provare qualche inserimento per tentare di scompaginare un po' il muro offensivo il muro difensivo dell'Ocri. Non ci sono dubbi che questo potrebbe essere uno dei mandati da affidare a Rizzo, ma affidandogli probabilmente un compagno di reparto in migliore giornata. Sarao salta il primo, salta il secondo, poi pallone dai piedi, stavolta non c'è fallo. Romero, come al solito, preferisce poi affidarsi alla rimessa con le mani. Rapisarda, limite dalla rigore, con la possibilità del controllo, la girata da parte di Forchignone, poi l'1-2 ribattuto ma troppo ravvicinato il tiro, ci prova invece con un drop Ferrara, palla che si perde davvero tanto distante dalla porta difesa da Ianni, mentre c'è qualcosa che insomma è accaduto. Dicono tutti di fermare per un attimo il gioco, perché vedo movimento in curva nord e c'è subito l'intervento, la chiamata dei sanitari, dello staff medico. Chiedono in tutti i modi un intervento, stanno arrivando immediatamente i soccorsi, speriamo non sia nulla di particolarmente serio, nulla di particolarmente grave e soprattutto che sia qualcosa che riusciamo a colmare. Gioco fermo nel frattempo, le immagini che comunque arrivano fino all'interno della curva nord. Speriamo che non sia nulla di particolarmente serio, particolarmente significativo. Nel frattempo Lodi si disseta, primo assistente Spartisano, primo piano per Fantozzi di Civitavecchia. Gioco ancora fermo con una situazione che comunque ad occhio mi sembra in questo momento governata all'interno della curva nord. Speriamo che comunque tutto possa avere una soluzione, non sia nulla di particolarmente serio
sicuramente un malore da parte di uno spettatore, ovviamente al quale facciamo i nostri auguri. Ancora però la partita non è ripresa e vedremo questo dialogo adesso tranquillo tra Ferraro e il signor Flavio Fantozzi. Poi c'è il momento di chiarirsi con Sarno. Si parla comunque Sarno, che forse avrò chiamato Sarao, ma vabbè. Sarno si chiarisce con tranquillità. Nel frattempo c'è la possibilità per comunque una specie di terzo tempo. Marco, che succede a bordo campo? Tu che sei più vicino alla postazione. La curva nord, c'è Zeoli, c'è Ferraro che si confrontano con i loro giocatori, insomma, per quello che hanno visto in questo primo tempo, ma tutta la panchina e tutti i giocatori sono concentrati verso la curva nord e verso adesso questa barella che credo, Angelo, ti do la linea, che sta portando via una persona. Beh, speriamo che, torno a dire, tutto si risolva al più presto e che non ci siano conseguenze particolarmente serie, particolarmente significative per la vittima di questo malore, ma così non facciamo ovviamente non facciamo vedere nulla. Non mi sembra però che le condizioni così ad occhio siano particolarmente serie, quindi rassicuriamo anche le persone che sono all'ascolto, che hanno dei familiari. Sembra che tutto sia sotto controllo, la persona è vigile e comunque l'immediato intervento da parte dei medici presenti allo stadio Massimino. Sono 6 minuti di recupero, ovviamente si recupererà, quindi scatterà tra qualche istante anche il nostro tempo supplementare. Non si era perso granché ovviamente per le azioni di gioco, si è invece ovviamente giustamente fermata la partita per consentire l'accesso dell'equipe medica a soccorso di uno spettatore che, ripetiamo, per quello che abbiamo potuto vedere non versa in condizioni particolarmente serie. All'indietro la gioca Ianni, poi 6 minuti, adesso la rimessa con le mani Rapisarda. Francesco Lodi, lo stop di petto, la mette a terra, ancora Rapisarda, all'indietro per Lorenzini che la raccoglie da Ferrara, ancora Lorenzini, poi sulla versante di sinistra Castellini. Siamo tornati nuovamente a destra, siamo tornati ancora da Rapisarda. Ci sono 11 maglie Amaranto nella metà campo, tutte schiacciate a ridosso dell'area di rigore. È ovvio che è una partita difficile, qui la giochi e soprattutto la sblocchi se hai la giocata di intuito, se hai la giocata di intelligenza tattica e anche di tecnica, tutte qualità che ovviamente non mancano a Catania. Sicuramente credo che nel secondo tempo ci sarà spazio per un attaccante con caratteristiche un po' diverse, perché sicuramente in una partita con una squadra così chiusa, così abbottonata, servirà un po' di forza lì davanti, qualcuno che tenga più palla, che tenga più fisicità, e quindi credo che arriverà presto il turno o di Sarao o di Jefferson. E sono ovviamente i candidati migliori e probabilmente ci sarà qualcosa anche da rivedere nell'asse centrale del campo. Abbiamo visto, quelle sono delle opzioni che il tecnico sicuramente si riserva, quella di Palermo per Lodi, ma a prima vista, insomma, contro una squadra così chiusa può servire un attaccante con caratteristiche diverse. Andiamo quasi al secondo minuto e mezzo di recupero, sono 6 quelli concessi
dal direttore di gara. Il Catania gioca sulla versante di sinistra, guadagna il calcio d'angolo, anzi no, dice l'arbitro. Si riprende quindi con una rimessa dal fondo, si era fatto vedere Castellini e adesso se la prende comoda. Diciamo che i due portieri sono stati inoperosi, c'è stata una sicuramente padronanza più del possesso palla da parte del Catania, che però non ha dato dei frutti, i frutti sperati. E finora del tutto, diciamo, inoperoso, così come dicevi, ma soprattutto più che inoperoso, tranquillo, no? Serafino Ianni, estremo difensore del Locri, che probabilmente si aspettava un primo tempo maggiormente così adrenalinico, invece finora Però Betters innanzitutto a non ripetere lo stop che ha fatto domenica scorsa, ma adesso è stato abbastanza pronto a rinviare di prima e a togliere le castagne dal fuoco. Ci ha provato Mazzone, uno dei due cursori della linea difensiva che si spingono in avanti, giocatore di buona gamba. E adesso ripartiamo sempre da quella linea, da quell'elastico di sinistra che evidentemente, secondo il Catania, in questo momento sta dando i frutti migliori. Una serie di rimpalli, poi Lorenzini prova a mettere al centro, raddoppio di marcatura sulla portatore di palla, ma ancora una volta che bravo, diciamo il capitano della difesa di questa squadra, legge tutte quante le azioni sul petto, direttamente a Betters, poi Ferrara, poi Lodi, ecco, portato indietro, stavolta la palla giocata in verticale, si fa vedere là davanti De Luca, forse si era mosso molto bene tra le linee e ha giocato una bella palla in verticale. Lodi sì, ma De Luca doveva essere forse più cattivo nel momento in cui gli arriva quel pallone invitante, magari a provare a trattenerlo un po' di più. Poteva un attimino accelerare palla al piede, ha tentato anche lui la giocata in verticale e non è riuscita. Questo è proprio il momento in cui l'arbitro aveva fischiato prima il calcio di punizione, ma non c'era parso anche in questo caso granché. Si ritorna con un fraseggio a centrocampo, ma lì davanti francamente il Locri è pochissima cosa. Frina non si fa quasi mai vedere. Finora sono trascorsi 5 di recupero dei 6 concessi con Sarno. Ancora lo bellissima scambio con giocata. Sarno, la catena di destra funziona sempre a meraviglia, con la possibilità anche di tirare dal limite dell'area di rigore. La sassata incredibile, stavolta sì che c'è la parata di Ianni, ma c'era un fuorigioco chiamato prima. L'arbitro ferma il gioco. Questo è stato il primo tiro in porta cattivo e pericoloso da parte del Catania. Il portiere lo ha scoccato Castellini, aveva fatto un ottimo intervento, ma il gioco era fermo e rimane così come accenno. Giocando palla a terra con le combinazioni vicine della catena di destra si è riusciti a trovare un buco importante. Si deve fare questo con più volte, ecco. Ci proveranno ormai nei secondi 45 minuti il Catania a cercare di varcare la linea di porta col pallone ovviamente del Locri. Intanto il gioco per il primo tempo è finito. Benissimo, siamo ritornati nuovamente con le immagini in diretta all'interno dello stadio Angelo Massimino. Stanno per entrare 2 giocatori della Catania con l'ingresso di Boccia che entrerà, ma adesso ce lo facciamo dire sicuramente da Marco Carli. Un difensore per un difensore, reputo Ferrara, e poi esce Forchignone e gioca Sarao dal primo minuto di questa ripresa, e cercheremo di comprendere quindi il tenore delle sostituzioni. Marco. Esatto Angelo, ti confermo le 2 sostituzioni che hai dato tu, per cui Sarao che entra al posto di Forchignone e poi Boccia per Ferrara, con i 2 giocatori che si sono riscaldati praticamente per tutto l'intervallo, sono quelli che hanno intensificato le operazioni di
riscaldamento. Adesso verificheremo anche quello che sarà l'approccio del Catania in questo secondo tempo. A te. Benissimo, e torniamo nuovamente con quelle che possono essere le considerazioni di questi secondi 45 minuti con Carlo Breve, con una squadra. Avevo invocato durante il corso di questa partita Sarao, È chiaro che è il suo momento, contro un avversario così chiuso. Esatto. Serve un attaccante forte fisicamente, che tenga qualche palla lì davanti, che faccia qualche sponda, che faccia qualche sportellata con i difensori avversari. Boccia si è invece schierato nell'auto di destra prendendo il posto di Rapisarda, che è andato nella fascia opposta. Castellini invece insieme a Lorenzini formano i due difensori centrali. Quindi Rapisarda ce lo ritroviamo nuovamente sotto la nostra postazione, spostatosi a sinistra. Vedremo se a sinistra saprà spingere con la stessa assiduità che fa sempre sull'auto di destra, con la stessa qualità. Serviranno le sue incursioni e vedremo Boccia se in quella posizione può essere devastante per il Catania. Sicuramente ha queste caratteristiche di grande cursore. Cambiare piede in questi casi per uno come Rapisarda può essere un handicap. È una questione proprio di postura del corpo. Giocare sulla fascia opposta dovrà sicuramente rientrare e mettere queste palle col destro, visto che lui non è un mancino naturale. Quindi la scelta di Boccia torna praticamente a dare maggiore spessore a quella che è la linea di corsia di sinistra del Catania. Nel frattempo il gioco è fermo con il direttore di gara che comanda un calcio di punizione a favore. C'è da considerare che per un under, per Forchignone, deve entrare un altro under con caratteristiche completamente diverse, perché appunto Boccia è un giocatore più da fascia, più da fascia bassa, ecco, e De Luca ha preso il posto invece di Forchignone sull'auto di sinistra. Ripartiamo quindi da questa nuova assetto difensivo della Catania. Già c'è una prima giocata di Sarao per De Luca. De Luca gira sulla versante di sinistra. E comunque già si incomincia a intravedere qualcosa in più rispetto al primo tempo, con Sarao che ha fatto questa spizzata per l'inserimento di De Luca, che è arrivato al cross. De Luca quindi lo ritroveremo in quella che è stata la posizione sua dall'inizio di questo campionato. È stato preso per fare l'esterno di sinistra. Non è stato preso per fare probabilmente quello che era anche abituato a fare, cioè l'attaccante centrale, e abbiamo visto che francamente lo preferiamo un po' di più in questo momento su questa corsia. C'è un fallo nel frattempo, l'arbitro ferma il gioco, c'è la necessità di fare intervenire lo staff medico del Locri, nulla di particolarmente serio, però mi sembra è significativo. Tutto sembra calmo, vicino al primo assistente del direttore di gara, anzi il secondo assistente del direttore di gara è stato Pagano, che ha subito il fallo, il giocatore che adesso comunque viene subito soccorso dallo staff medico, dal massaggiatore del Locri. Ancora non si rialza, partita ricominciata da 3 minuti, ma si è fermata praticamente quasi subito. Il tempo esatto di rimettere nuovamente le posizioni. Si è rialzato nel frattempo Pagano, e adesso ovviamente il Catania ha fretta di riprendere al più presto le redini di questa partita che abbiamo raccontato e commentato nei primi 45 minuti con scarsissime opportunità per il Catania, mentre Rapisarda, c'è una diagonale importante di Rapisarda che in fase difensiva è stato perfetto. Assolutamente sì, chiude bene. Adesso Vitale, l'apertura sulla centro di sinistra con Vitale all'indietro, la mette poi per il movimento di Lodi, che prova a dare non verticalizzazioni, ma si viaggia per tenute orizzontali. De Luca, lo scambio, stavolta Rapisarda deve giocare col destro, lo piazza praticamente lì al centro, ma troppo facile anche la lettura degli attenti difensori centrali della Locri. Fallo al limite. Bravo De Luca a guadagnarsi questo calcio di punizione da posizione interessante. Sì, pronto sul punto di battuta
De Luca, che evidentemente non fa avvicinare manco Lodi, che le ha battute tutte quante. Rapisarda si era avvicinato alla pallone, poi si defila comunque e c'è una gerarchia sulle battute dei calci di punizione. Lodi lo batterà col sinistro, siamo sul lato corto dell'area di rigore, 3 metri al di là della linea corta. Scintille tra Sarao e Mbaye. Come al solito adesso ci sono i due spilungoni dell'area di rigore. Lodi lo mette col contagiri, ma Mbaye riesce comunque a chiudere bene, ad anticipare proprio su Sarao. Sull'altro fronte attenzione da parte di Boccia, che chiude bene anche lui, una diagonale difensiva molto attento. Castellini diventato l'altro centrale difensivo di questa squadra, che evidentemente adesso prova a spingere ancora una volta su Boccia. Resiste ad una carica Boccia, l'apertura sulla fronte di destra, chiuso però il varco con Sarno all'indietro. Si riparte da Lorenzini. Castellini promosso centrale sulla fronte di sinistra. Adesso Vitale, controllo di Vitale, lo fa bene, provano a pressarlo, Rapisarda lo mette così tagliata all'interno dell'area di rigore. Nessuno però cerca l'1 contro 1 e in questi casi diventa particolarmente leggibile tutta quanta la manovra del Catania. Facile è un problema così andare a trovare l'incornata su un cross che arriva non di sinistro ma da destra, perché è più leggibile da parte dei difensori. Ed è De Luca stavolta chiamato lungo il sentiero di sinistra, ma rispedita nuovamente al mittente. Lodi con Castellini, Boccia sulla destra, prova l'1-2 in velocità. Sarao carica il pallone con la sinistra, è salita bene la difesa avversaria. Ianni si frappone con tutto quanto il corpo e ovviamente ripresa per Boccia, che ha fatto davvero un bel lavoro. Riguardiamo quella che è stata poi invece la giocata col sinistro di Sarao. La linea avversaria è rimasta abbastanza alta e quindi ha lasciato in fuorigioco gli inserimenti di De Luca e di Vitale. Ianni però comunque si era immolato, non era elegantissima come uscita, ma era stata efficace. Sarao però queste giocate, questi numeri comunque sia ce li ha. Lodi ancora a destra, ancora la possibilità per Sarao, stavolta sbagliano, attenzione, limite della regola all'interno, poi Sarao la tira fuori. Peccato. Qua poteva fare sicuramente la differenza, qualcosa in più. È stato Boccia? È stato no, Boccia. È stato... mi è parso Sarao. Sarno che ha provato la girata. Sarà ora centrale. Marco Cardi. Dovrebbe essere fra poco il turno di Giovinco, che è stato catechizzato, se così vogliamo dire, da Michele Zeoli, che insomma ha fatto vedere insomma quegli schemi che sono nella lavagna tattica del Catania per quando entrerà in campo. Gli altri giocatori che gli stanno riscaldando sono Jefferson e Bani. Limite del rigore, attenzione perché stavolta la copertura e la chiusura da parte di Castellini è attenta. Si erano perse un po' le distanze. In quella situazione di poco fa Sarno doveva incidere sicuramente di più, perché è una palla che si trova lui sul suo sinistro ed è proprio dentro area, poteva fare sicuramente meglio. Sta entrando Giovinco e Marco, credo che abbiamo indicazioni che possa essere su che cosa uno tra De Luca e Sarno, sicuramente. Forse più il primo che il secondo, perché Sarno comunque mi sembra quello che oggi ancora una volta sia un po' più in palla, indipendentemente dall'azione che hai appena commentato, che abbiamo appena raccontato, che si è sviluppata sulla versante offensivo di destra in quella cerniera che evidentemente adesso
il Catania intende percorrere, seppur con interpreti diversi, perché da lì parte Boccia, non c'è più Rapisarda, mantiene Sarno però quella posizione e c'è la sostituzione, esce invece Francesco Lodi ed entra Giovinco e qui cambiamo, e qua sicuramente si cambia modulo. esatto, cambiamo sistema di gioco ed entra Giuseppe Giovinco. Vediamo dove si andrà a collocare Giovinco, se farà il dietropunta, il sottopunta, e mi sembra proprio così. Assolutamente Giovinco sì. alle spalle di Sarao, De Luca sempre a sinistra e Sarno rimasto a destra. Diventiamo 4-2-3-1 e diventiamo iperoffensivi, no? Perché Rizzo e Vitale che si dividono la metà campo. i due mediani, Rizzo e Vitale, i 4 della linea difensiva, la ridisegniamo nuovamente perché Boccia gioca a destra, poi c'è Lorenzini e Castellini, diventano due centrali, a sinistra è stato collocato Rapisarda, Sarno rimane a destra, Sarao rimane il centrale, De Luca rimane all'esterno a sinistra e poi Giuseppe Giovinco, che non vedeva l'ora di ritornare nuovamente a giocare, ha la possibilità. C'è quasi tutta l'artiglieria grande, manca forse solamente Jefferson. Manca Jefferson, ci sono scintille ancora una volta. Rapisarda non le manda a dire, ci sono 2 cartellini gialli però, sia per Rapisarda. È un Catania completamente inedito questo, sì, che non abbiamo mai visto durante l'arco del campionato, ammoniti nel sia frattempo per gli esterni difensivi che per i 4 lì davanti. Ammonito Andrea Palermo e ammonito Rapisarda. Scintille, ovviamente più passa il tempo più il Catania ovviamente tenta di trovare le giocate vincenti, e questo Catania assolutamente inedito, con una sottopunta come Giovinco, con Sarno sulla destra, con Sarao centrale, De Luca a sinistra. Finalmente l'arbitro dà il permesso di battere il calcio di punizione, il fallo l'aveva subito Rapisarda. Boccia per Lorenzini, non pressano mai il portatore di palla i giocatori del Locri, sciabolata a tagliare alla ricerca del movimento di De Luca, intervento poi di Rapisarda, si riprende con questa giocata con le mani Rapisarda per De Luca, un rimpallo, De Luca sullo stretto, Rapisarda, 2 avversari per doppia di marcatura su di lui, aspetta saggiamente che il pallone si perda fuori, poi arriva anche Dodaro, commette un piccolo fallo, si scusa subito comunque con l'avversario, la rovesciata, tentativo ovviamente da parte di Sarao, adesso c'è Sarno, che giocata da flipper nello stretto, però il pallone viene intercettato da una linea difensiva che adesso rincula 10 metri indietro, si porta dietro tutta la linea dei centrocampisti, rimane è soltanto un accenno. In queste situazioni uno dei 3 attaccanti delle 3 mezze punte sicuramente non deve attaccare la profondità, deve liberarsi tra le linee e cercare di andare a ricevere un passaggio un po' più corto. E invece tutte 4 hanno attaccato la profondità, è difficile andare a prendere questa palla. Ianni gioca bene con i piedi, poi grande Rizzo con Giovinco, la sua prima giocata, resiste ad una carica, ma per l'arbitro che ferma il gioco dopo qualche istante finalmente c'è un cartellino giallo per fallo tattico. Inutili le scuse di Dodaro, che adesso si defila. Aveva detto aveva cominciato lui con mettere fallo su di me, non mi è parso. Luigi Dodaro ha giocato una buona partita lì in mezzo, un uomo di fatica, uno che, ecco, fallo ci sta tutto, ci sta anche il cartellino giallo. Tanta legna in mezzo al campo da parte dei giocatori del Locri, hanno veramente lasciato pochissimi spazi, hanno rischiato pochissimo. Il Catania, se vuole vincerla questa partita, deve dare un po' più di intensità sia alla pressione che alla fase di possesso.
dopo questo calcio di punizione avremo modo di parlare con Marco Carli, perché vedo la lavagnetta dell'assistente del direttore di gara pronto per una sostituzione tra le fila del Locri, ma intanto ripartiamo da Boccia. L'apertura ancora una volta un su raddoppio Sarno. sistematico. Che giocata di Sarno! Su Sarno l'uscita sono di raddoppio Ianni. e triplicano. L'uscita di Ianni che si infortuna ricadendo, ma mi sembra più una volontà votata a perdere qualche istante prezioso, e adesso dobbiamo fare anche i conti con questo tipo di condizione. Le giocate di Sarno sono incredibili. Mancini ha studiato bene la partita, ha sempre raddoppiato e triplicato Sarno, non consentendo le sovrapposizioni nel primo tempo di Rapisarda, nel secondo tempo adesso di Boccia. Sostituzioni anche tra le file del Catania. Marco. Allora, intanto ti dico che sta entrando Carella per Furina nel Locri, e dovrebbe essere fra pochissimo anche il turno di Jefferson nelle fila del Catania, che andrà ulteriormente a rinforzare l'attacco dei rossazzurri. E quindi a questo punto uno tra De Luca e Sarno potrebbe uscire. sicuramente mentre uscirà. esce Furina. Personalmente, se dovessi fare una scelta, sicuramente non toglierei Sarno, Neanche io. con i due arieti dentro area metterei sicuramente Sarno a sinistra, e quindi col piede giusto per cercare di mettere quante più palle possibili in mezzo. L'italo-argentino Potrebbe Carella. essere questa la carta che si gioca. L'italo-argentino Carella tratto in campo al posto di un evanescente Furina, ma francamente poca roba. Ha fatto numero 81 delle Locri, e Marco Cardi ci preannuncia anche chi verrà sostituito. Marco. Si uscirà De Luca entrerà Jefferson al suo posto. Adesso è un momento in cui c'è qualche scintilla, l'arbitro ferma il gioco con primo fallo, ma evidentemente adesso Lorenzini va da Vitale e gli dice: stai calmo, stai tranquillo. Vitale si rialza, l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione a favore del Locri. Sostituzione prima della battuta di questo calcio di punizione, abbiamo detto esce De Luca ed entra Jefferson, e a questo punto abbiamo 4-2-4. esatto, abbiamo due particolarmente votati al gioco aereo come Jefferson e come Sarno sulla posizione di destra. A quel punto Giovinco potrebbe spostarsi su quella di sinistra. Battuto il calcio di punizione, Bravo due Betters. rimbalzi, Betters attento, Con grande perché sicurezza. sì, non era calcio di punizione battuta Ficarra, non era particolarmente velenoso il fatto che il pallone però rimbalzi Giovinco in qualche... si è spostato proprio sull'auto di sinistra, Sarno sì. è rimasto a destra, e le due punte con Jefferson che gravita qualche metro indietro rispetto alla posizione di Sarao. Palle alte, buona la lettura dall'inizio di questa partita dei centrocampisti e della linea difensiva del tecnico Renato Mancini, e torniamo nuovamente a cercare una via del gol, mentre ci arriva il dato numerico degli spettatori presenti. Sono 14.517 paganti, incredibile, alle partita che inizia alle 18:30 di un giorno infrasettimanale. Non è domenica, ma soprattutto è una partita di un campionato dilettantistico. Questa è Catania, ma adesso il Catania deve dimostrarlo in campo. Rapisarda, Giovinco, Lorenzini, Castellini può dare a destra, preferisce invece ritornare nuovamente dal compagno di reparto, e Lorenzini appoggia su Rapisarda. La giocata di Rapisarda con l'esterno del destro, poi forse un fallo, ma ancora vantaggio per il Catania, con uno spiovente che proveniva. È stato da parte di bravissimo Giovinco. Aquino, sì, veramente molto bravo, attento. ha preso posizione, attento,
La giocata di Giovinco è stata anche una buona giocata. Sì, sì, sì. Si è spostato sulla sinistra di prima intenzione. Giovinco era uno di quei giocatori che scalpitava per avere così anche una vetrina, la possibilità di giocare. Lo abbiamo intervistato 10 giorni addietro, ha detto io sono pronto, sono a disposizione. Giovinco Però in si è questo centrato, il piede invertito non sta pagando. Rapisarda lo mette al centro, gol incredibile, il gol, Autogol, un'autorete incredibile, perché sulla girata di Rapisarda poi di testa mettono loro stessi il pallone andando a beffare Ianni, ma diciamo che la giocata l'ha fatta Rapisarda. il mitico Rapisarda. Grande Per me Rapisarda. oggi rimane the best of the match. Rapisarda, il suo tiro a mezza altezza, poi forse la girata, la riguardiamo un attimo, guardate, Rapisarda accarezza il pallone di testa incredibilmente. In questo vedi come Sì. come è stato importante il lavoro di Sarao, che si è preso posizione sul Sì. difensore avversario È stato e l'ha costretto a un intervento Dodalo. Sì, l'ha costretto autogol di a un Dodalo. intervento difficile, perché ha preso posizione su di lui, si è messo davanti e non ha visto bene la palla, quindi la presenza di due attaccanti forti fisicamente dentro area ha consentito che la difesa del Locri ha commesso qualche errore. Ed è una delle situazioni a volte ricorrenti per questa squadra, ma non dobbiamo togliere merito a quello che per me rimane il migliore di questa partita. Anche a piede invertito ha inventato qualcosa, si è liberato, ha giocato una partita anche intelligente. Dalle retrovie è arrivato Dodaro, che voleva ovviamente scongiurare l'intervento dei due spilungoni, aveva forse visto Sarao all'interno della rigore e ha piazzato un pallone incredibile alle spalle di Ianni. Ci mancava l'autogol dall'inizio di questo campionato, e quindi autogol che è arrivato in una giornata in cui finora però le punte del Catania non avevano avuto una grandissima efficacia. Adesso potrebbe arrivare un'altra partita, gioco è fermo però nel frattempo, perché Ora ci aspettiamo qualche Sì. altra mossa del mister Ferraro, perché col vantaggio di 1-0 tenere 4 attaccanti in campo può essere un po' pericoloso, e quindi magari ci può essere l'ingresso di un centrocampista. e quindi se tanto mi dà tanto dovrebbe essere Sarno, giocatore che probabilmente potrebbe essere sacrificato, perché poi tutto il resto è un tridente offensivo che è stato Potrebbe collocato. entrare Bani. Sì, è stato collocato ex novo, mentre attenzione, c'è il calcio d'angolo, minuti 67, al 65esimo minuto il Catania è in vantaggio. L'autorete di Dodaro, ma diciamo che la giocata è stata tutta di Rapisarda, e adesso aspettiamoci probabilmente anche un'attenzione, un'altra partita da parte dell'Ocri. Nel frattempo gioco fermo, posizione irregolare, bandierina alzata del primo assistente del direttore di gara, e pertanto si riprende facile. Catania deve adesso evitare di accusare il calo di concentrazione e soprattutto deve aspettarsi una partita completamente diversa da quella giocata dall'Ocri fino al minuto 65esimo, momento in cui dal piede invertito di Rapisarda, che sta correndo per tutto quanto il campo dall'inizio di questo match, lo scambio poi con Giovinco, c'è un fallo su Rapisarda, ma come fa a non accorgersene il direttore di gara, che invece lascia correre con Dodaro, pallone all'interno della rigore, attento, bravo, attento. bravo. Mettersi un giocatore attentissimo sulle uscite, a volte ci fa prendere così qualche brivido. A parte domenica, che è stato un po' superficiale nella situazione in cui poteva costare cara al Catania, è stato sempre esemplare. E poi diciamo che ha una linea difensiva che lo tiene al riparo
70-80%. Importante il lavoro adesso di Jefferson, vedi adesso sulle palle che mezze e mezze, la forza dei due attaccanti centrali sta avendo la meglio, la forza e la freschezza sta avendo la meglio sui difensori avversari che sono un po' più stanchi e quindi giustissimi i cambi. Il taglio sulla versante di destra per Sarno, lo scambio in velocità, poi si ritorna al numero 18 del Catania e poi ma questo ragazzino che è appena entrato in campo con la maglia numero 5 così fresco, no, non è così, è la Pisarda, la mette al centro, a mezza altezza, stavolta il pallone viene comunque captato e rispedito fuori. Applausi adesso giustamente per un Catania rinvigorito, parole anche di rassicurazione per Ficarra da parte di Ferraro. Vedi Angelo, in queste giocate sporche sulle palle inattive, la presenza di due giocatori fortissimi dal punto di vista fisico sta mettendo in ambush la difesa avversaria. Carella è più mobile ovviamente della compagna di squadra Furina, attaccante più attaccante. Ancora una presa di posizione ottima di Sarao. Poi ancora la Pisarda, ancora Giovinco, la piazza, la sbagliano e poi nella triangolazione stretta comunque la posizione regolare da parte della Pisarda, non si aspetta quel pallone a chiudere mentre ci prova Giovinco con destro. Bella, eh sì, errore forse uno dei pochi della linea difensiva, fatta eccezione per l'autorete da parte della linea difensiva. Sicuramente darà manforte al centrocampo, credo che uscirà Sarno e il Catania si rimetterà a 3 in mezzo al campo. Abbiamo sbloccato la partita al minuto 65esimo, l'autogol di Dodaro sul pallone servito all'interno dell'area di rigore da Francesco Rapisarda. Magari la regia ce lo farà rivedere nel prossimo step di pausa. E qui ovviamente il coro che ci ricorda tanto gli anni importanti di Serie A e di Serie B, ma anche quando la presenza del pubblico diventa fondamentale per una squadra, e a Catania non può non essere così, all'indirizzo anche del portiere responsabile finora di avere perso particolarmente tempo fin tanto che il punteggio rimaneva con l'asticella al centro, con il risultato di 0-0. Lorenzini. L'importanza di avere dei giocatori polivalenti che possono fare più ruoli nella stessa partita, la dimostrazione che Rapisarda anche a sinistra ha dato un contributo fondamentale, è stato decisivo in quell'assist del primo gol. Ma quanto corre poi, no? Cioè giocatore che non si ferma. È dall'inizio che, che corre da una parte all'altra. Che gioca 90 minuti su 90. È proprio il caso di dire, quando corri da una parte all'altra del campo. Se gli mettiamo così il misuratore di passi, è certamente il giocatore che ha corso di più. Marco. Sì, entra Parrotta nell'Ocri al posto di Andrea Palermo, mentre era già pronto Bani per quanto riguarda il Catania, l'avrete notato sicuramente anche voi, pronto per subentrare al posto di Sarno. Per il momento la sostituzione non c'è stata. Palermo che comunque giocatore ammonito, ma Pallotta sicuramente è più attaccante di lui, sta cercando di mettere in campo quelle che sono le capacità offensive. Deve fare sicuramente qualcosa in più, finora non ha mai tirato in porta e non ha mai creato qualcosa di pericoloso. Mazzone con le mani rincorre il pallone Mancini, ha studiato bene la partita, però ancora Mazzone, c'è il movimento all'interno della rigore e con Rizzo che però fa praticamente sportellate dalle sue parti, non arriva nessuno e adesso cade un po'. I limiti tecnici di Mbaye sicuramente si fanno vedere in questo passaggio a vuoto, anzi passaggio dalle parti della tribuna B della Catania. Nel frattempo è stato ammonito Sarno e questo è l'altro cartellino giallo di questa partita, fa il paio con quello di Rapisarda, con quello di Dodaro e di Palermo per
il Locri con le mani. 74 minuti e mezzo dall'inizio di questa partita, difficile, complicata, sicuramente giocata in maniera più veloce da parte della Catania, che adesso può provare una giocata incredibile. Questo è calcio di rigore, ma come no, su Jefferson, incredibile la giocata di Mbaye, ma la palla continua ad essere giocata, l'arbitro non ferma il gioco. Fantozzi forever, vediamolo, magari ci siamo sbagliati noi, però è incredibile. C'è un cartellino rosso per Dodaro, se lo prende diretto, e quindi con 2 cartellini gialli Dodaro va a prendersi prima anzitempo il sottopassaggio che conduce alle docce dello stadio Angelo Massimino. Ma rivediamola tutta questa azione, guardate che giocata di Jefferson, 1-2 e poi forse no, beh, si rialza. La sensazione che abbiamo avuto dal vivo è che che ci fosse stato sicuramente gli estremi per un calcio di rigore. Rivedendo, e adesso possiamo anche rivederla ancora più al rallentatore, questa azione ci daranno la possibilità di comprendere se effettivamente c'è stato il tocco di Mbaye. Guardiamo Jefferson in scivolata, Mbaye lo salta, si rialza Jefferson, lo tira per i pantaloncini, e qua c'è lo il fallo, tira per i pantaloncini, c'è lo tira per i pantaloncini, c'è il fallo, poi molto magari veniale, però lo tira per i pantaloncini. Il pantaloncino di Jefferson fa praticamente 2 taglie in meno dalla coscia di destra, e ovviamente Jefferson è stato furbo, diciamo, Mbaye è stato esatto, abbastanza esperto, smaliziato, sì. Nel frattempo però è proseguita ancora una situazione in cui i 2 arieti del Catania hanno avuto la meglio su queste palle mezze e mezze. L'agilità di Jefferson, castigato, purgato per una partita, ma rimane sicuramente un altro dei giocatori più simili, devastante, Sarno, sulla nelle mani battuta. del mister. Stavolta ci sono Sarno e Sarau in campo, quindi Sarno, la girata, prova a cercare direttamente il 7 di destra della porta di Yanni, pallone che non gli gira ma soprattutto non gli si abbassa, e adesso Yanni si prende anche il carico di fischi dalla curva. Marco Carli, ti racconto un po' di storie tese qui in panchina, fra parte della panchina dell'Ocri in occasione dell'azione precedente con il fallo su Jefferson e poi il rosso per la squadra calabrese. Qualcuno si lamentava da parte dell'Ocri, ha avuto risposta da parte della panchina del Catania. Il risultato poi è che Bani, che stava sempre per entrare, ancora è stato che giocata, prova incredibile, per quanto grande Sarno non mette un pallone alle spalle di Yanni, pallone che bastava davvero 30 centimetri più basso e avrebbe fatto un gol, chiamiamolo così, alla Mascara. Sarno, autore di giocate incredibili o alla Recoba da mancino, sì, lo ha messo benissimo. Tra un attimo ve lo faremo rivedere, perché ha preso in controtempo tutti quanti, stavamo seguendo proprio questa azione, eravamo sulla 3/4, la posizione centrale. Sarno ha visto da quella posizione inedita spostamento di Yanni più avanti, gli ha provato a piazzare il pallone alle spalle, non avrebbe potuto far nulla Yanni se il pallone si fosse abbassato nell'ultimo metro e mezzo. Gioco fermo, nel frattempo potremmo rivederla questa azione, guardiamola nuovamente insieme. Guardate Sarno, il controllo col sinistro, poi guardala in alto, la mette, la piazza, e lì Yanni rincorre il pallone ma si perde alto. La lettura ora dell'allenatore in 11 contro 10 ha congelato il cambio di Sarno con Bani. Non c'è motivo in questo momento di togliere un giocatore di qualità, bisogna pensare anzi ad accelerare e chiudere la partita, poi magari ci sta tempo per far rifiatare qualcuno. E proviamola a chiudere con un Rizzo che continua ad avere le chiavi del centrocampo della Catania.
in questa posizione con due mediani, con Vitale, francamente in questo momento è un Catania che preferisco. Non so tu Carlo, ma in questo modo è un modulo diverso, sì. È un modulo diverso, Angelo, quindi ci può stare, però le geometrie di Lodi sono utili per sfiancare gli avversari. Questo è giallo tutta la vita e stavolta se lo va a rimediare. È bravo Ferraro a tenerlo in campo fino a quando serve e poi ha le sue armi per cambiare, per accelerare la partita. Domenico Chiricosta, giocatore chiamato in extremis in questa partita, se l'è giocata tutta dignitosamente per quello che ovviamente può, e poi quando non ha potuto fare a meno è arrivato in netto ritardo. Cartellino giallo inevitabile per lui. 80° minuto, calcio di punizione. Torno a dire, Carlo, che questa situazione di gioco con i due mediani e con questo impianto offensivo mi piace particolarmente. Sviluppa sicuramente molte più trame da gol, mentre Marco c'è una sostituzione pronta tra le file del Catania. Sì, anche se l'arbitro si è lamentato con la panchina del Catania, insomma, di stare appunto all'interno della tecnica. Punizione battuta, siamo all'altezza del dischetto del calcio di rigore, ma rovina per terra Baillet. L'arbitro ferma il gioco e qui siamo pronti per la sostituzione, Marco. E qui adesso dovrebbe essere, anzi lo è, il momento di Bani, al posto. Il momento di Bani al posto di Sarno, sì, certo, come avevamo anticipato. Vi dico che Bani appunto era pronto da tempo, ma come diceva giustamente Carlo Breve, Ferraro ha più volte detto aspettiamo con calma e anche l'ultimo cambio possibile, per cui chiaramente hanno atteso e arriva anche l'applauso per Sarno e per la sua bella partita. Che bravo che è stato Sarno nello sviluppo di tante azioni del Catania. Rimane sicuramente al momento quello che mi sembra abbia lo spessore tecnico, l'asticella più alta di tutti, Carlo. È sicuramente il giocatore più in palla di quelli lì davanti, con la sua tecnica dà grandi soluzioni di gioco e in questo momento l'allenatore ha pensato a 8-9 minuti dalla fine 8 minuti di coprirsi un po' di più, anche se dico il Locri finora non è mai stato pericoloso. A proposito della tua considerazione che senza Lodi il Catania ha espresso qualche giocata in più, vedi, ogni partita ci sono più partite nella stessa partita. Ho detto senza questo Lodi, senza questo, certo. Perché poi Lodi per me rimane durante la gara ci sono più partite più dinamiche nelle quali l'allenatore deve essere sveglio a leggere determinate situazioni. E quindi, come ti dicevo prima, la geometria di Lodi lui non vuole privarsene, anche se non è al 100%, non è sempre incisivo. Attenzione nel frattempo, però perché è l'1-2, sfianca la squadra avversaria, nel momento giusto lui fa i giusti cambi che hanno dato sicuramente più velocità, più pressione al gioco d'attacco. Jefferson si è fatto sfilare un po' il pallone, lo ha accompagnato troppo col destro, si era fatto vivo al centro dell'area di rigore. Giovinco con i piedi gioca Peters, stavolta calibra male la giocata, ne approfitta il Locri sul versante di destra. Bravo Lorenzini, ora Lorenzini. Bisogna stare attenti sì. nei calci piazzati, soprattutto alla fisicità di Mbaye, che non è nuovo a essere decisivo in queste situazioni. Occhio a Mbaye, ma occhio anche al Catania, che come vediamo il Catania si dispone sempre a zona nei calci piazzati. Attenzione, perché le comunicazioni che ci arrivano potrebbe trattarsi di uno schema che fa anche il Catania, cioè piuttosto che andare a scodellare il pallone all'interno del rigore provano lo schema, perché sulla marcatura a zona nel frattempo Marco c'è una sostituzione. È entrato Delfino al posto di Chiricosta, un 2005 per un 2005. Attenzione, perché noi non marchiamo mai sul giocatore al limite dell'area di rigore, questo ce lo dice Gianluca Russo, che ha studiato ovviamente le squadre, ma sciupano tutto quanto. Malissimo. Partito male.
questo calcio d'angolo. Meglio così. 84 minuti dall'inizio di questa partita, il risultato in una partita complessa, perché il Locri si è difeso bene con ordine, sì, squadra ordinata, ha subito pochissimo, è una squadra da e sta centro tenendo in classifica. piedi la partita nonostante l'inferiorità numerica. Meters, il Catania non deve cullarsi, ma deve cercare di accelerare e trovare con qualità una giocata che possa chiudere la partita. Secondo rilancio, stavolta calibrato a velocità troppo moderata. A centrocampo ne approfitta a questo punto il Locri, si fa sportellate Carella, poi arriva l'inossidabile Giuseppe Rizzo. Non è d'accordo sulla decisione del direttore di gara, ma tant'è, c'è un calcio di punizione. Adesso non dobbiamo farci schiacciare, abbiamo avuto il possesso palla e il governo del gioco per tutta quanta la partita. Adesso il Locri sta cercando di avanzare di alcuni metri, dobbiamo, così come dice Carlo Breve, chiuderla questa partita e non farci soffocare all'interno della nostra area di rigore. Allontaniamo così a fari spenti, riprende pertanto il Locri con Pagano all'indietro per Ianni, fischi per lui, autore secondo il pubblico di Catania di troppe sceneggiate che hanno fatto guadagnare sullo 0-0 il tempo al Locri. Stavolta l'arbitro vede il fallo su Rizzo, un'autentica diga in mezzo al campo, una colonna pazzesca. Pignolo Fantozzi dice a Rizzo di fare ribattere il calcio di punizione, meglio così, perché i secondi nel frattempo sfumano. Battiamo il calcio di punizione con Rapisarda. Ora il Catania non deve avere premura, non deve per forza cercare subito gli attaccanti, deve riuscire con la superiorità numerica a far girare bene la palla, a trovare lo spazio e il buco per andare a essere incisivo e pericoloso. Con i piedi Ianni, e adesso anche qualcuno può, diciamo, ancora restare 4 minuti più il recupero alla fine di questa partita a guardarla per capire quello che sarà probabilmente l'esito finale, ma è una partita che va vissuta sino all'ultimo istante con Giovinco. Resiste una carica Giovinco dopo il controllo di Jefferson. Sarao si gira nello spazio ridotto vitale, il solito Rizzo, attenzione c'è uomo, lo chiamano, poi resiste comunque Castellini. Lorenzini, solito Rapisarda, fa il funambolo Rapisarda, 2 colpi di testa all'inserimento di Sarao, posizione però irregolare per il numero 99 della formazione rossazzurra. E qui non ci sono principi del fronte offensivo, ma ci sono principi di gioco che vanno applicati alla fine di questa partita. Quando mancano 2 minuti alla fine del match, poi capiremo quanto ci sarà di recupero, almeno 4 minuti. Poi Marco Carli, che è messo lì come un autentico segugio, ci saprà dire che cosa succede anche con l'omino della lavagnetta, se ha già qualche indicazione in tal senso, se è ritrapelata qualche notizia da parte della panchina della Catania per comprenderne il recupero. Ne approfittiamo perché nel frattempo comunque la Catania amministra, lo fa con Castellini con calma. Adesso Giovinco, palla al piede, Giovinco scatta all'avversario, punta l'area di rigore, l'apertura sul fronte offensivo di destra, lo scambio dal limite dell'area di rigore, si fa vedere Sarao col sinistro, poi la piazza, la palla si perde distante 5 minuti dall'incrocio dei pali. Grazie Marco. Manca la palla stavolta, dice il direttore di gara, l'aspetta Fantozzi. Sarao, una pettinata alla chioma e può anche ripartire, però stavolta Ianni si prende la bordata di Cori dalla curva nord. È un refrain che ci ricorda tanto gli anni della Serie B, della Serie A successivamente,
e questa bordata di cori l'hanno avuta anche portieri da triplete, no? Grandi portieri che sono venuti qui a Catania. Ovviamente non cullarsi mai negli allori, pensare sempre che c'è un futuro, che anche nei momenti più tristi come quelli che ha attraversato il Catania nel frattempo stiamo rivedendo. La girata con la sinistro di Sarao non lo chiude il sinistro, ma Sarao sta giocando comunque una buona partita sul fronte di sinistra, si guadagna una rimessa con le mani. Applausi per il numero 99 della formazione rossazzurra. Dicevamo, e così come ci confermano, sono 5 i minuti di recupero, ma non avevamo dubbi con Marco Cardi giù. Bravo, attenzione alla pisarda, grande giocata di Sarao, giocata centrale, no, poi falla passare, pallone che ripassa, il gol incredibile di Giovinco. Ha fatto una giocata da grande calciatore. Che giocata, ragazzi, una pennellata. Che cosa non ha fatto Giuseppe Giovinco, che cosa incredibile. E direi pure finalmente Giovinco. Esatto, pallone che è spiovuto dalla sinistra. Vi abbiamo detto, non andate fuori casa, restate nuovamente incollati agli schermi, perché può esserci il gol che chiude, che blocca, che sistema definitivamente la partita. E che gol, guardate la solita pennellata di Rapisarda, il pallone che spiove, Giovinco sembra perdere il tempo, invece la carezza col destro, se la gira poi sul sinistro. Che giocata pazzesca, ragazzi, questo sì che è calcio spettacolo, questo sì che è calcio che non ha nulla a che vedere con i dilettanti. Bravissimo Giovinco, vi abbiamo parlato tante volte di lui, dicendovi che era un giocatore che voleva davvero giocare. Intervistato a corner ha detto: beh, sono venuto qua per mostrare chi sono, mica sono venuto qua a pettinare bambole. Rispetto all'allenatore, però le mie bambole le pettino come principesse quando siamo là. Le risposte devono essere queste, alla linea di porta. Le risposte devono essere che giocata, quelle di saper regia guadagnarsi i 90 minuti. Grande giocata, c'è una preparazione sulla pallone che filtra all'interno dell'area di rigore, che poi viene prolungato nella traiettoria da Sarao. C'è una giocata di Giovinco che sembra aver perso il momento utile per il tiro, la accompagna col destro 2 volte, poi prova a girarsi e riesce a mettere una condizione perfetta. E qui anche Alessandro Vagliasini ci ricorda che corner porta bene, per ricordarci che poi domani abbiamo corner e vi faremo anche rivedere quello che accade, è accaduto anche sugli spalti dello stadio Massimino. Giovinco, stavolta chiede troppo al destro, perdonato, si prende gli applausi, subito perdonato, si prende gli applausi. Guardate quello che fa, guardate, Giovinco è fuori ormai, se lo accompagna col destro, la gira col destro, poi la mette col sinistro. Guardate che giocata pazzesca, un colpo pazzesca di carambola. Questo è biliardo puro, biliardo, questo, bravo, questo è biliardo puro, un Carlo. Colpo di biliardo, colpo di biliardo che mette un effetto pazzesco. Queste cose sì, quando le vedi ad alti livelli del calcio dici cavolo, si capisce quello è un attaccante, una carezza alla palla, vederle qui su questi campionati, ma il Catania ha un organico che non c'entra nulla con la categoria. È un lusso, però questo è un gol da Serie A, cioè questo mica è un gol che tu ti inventi, o ce l'hai nel DNA o altrimenti non ci pensi neppure di andare a fare una giocata del genere. Sono trascorsi 3 minuti e mezzo dei 6 concessi, dei 5 concessi, ne mancano 90 secondi alla fine di questa partita che ha regalato queste emozioni incredibili. Abbiamo parlato di un pubblico che non si è demoralizzato, ha guardato al futuro, ha aspettato il momento giusto, è arrivata una società importante ed è tornato allo stadio per rivedere Albe che con ogni probabilità immaginava ormai definitivamente smarrite, perdute, e poi ci si ritrova qui a raccontare un gol come quello di Giovinco che fa far pace un po' a tutti quanti con il calcio. Provata invece la giocata quantomeno
importante e significativa da parte di Carella, giocatore italo-argentino Nicolas Franco Carella, con l'esterno, coglie comunque anche lui l'esterno della rete. Guardate il controllo di Carella con il destro, poi lo piazza con l'interno, esterno rete, e palla che si perde fuori. 4 minuti e 47 secondi di recupero, mancano praticamente una manciata di secondi al countdown finale, ma il Catania con Giovinco ci prova fino alla fine, rincorre il pallone Ianni, trafitto dapprima dal suo compagno di squadra e poi da un gran gol, e finisce la partita, finisce